Luigi Pasqualinotto, presidente del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Grazie alla vittoria dei Måneskin l'Italia può ospitare la prossima edizione degli Eurovision e Jesolo ha deciso di lanciare la sua candidatura. Perché? Perché se è vero come è vero che dal punto di vista turistico abbiamo una riconoscibilità internazionale e una chiara classificazione nella fascia medio-alta, così dal punto di vista della vision di questa città deve corrispondere un uguale atteggiamento nei confronti dell'evento. L'evento deve essere di caratura internazionale, l'Eurosong Contest lo è e Jesolo è assolutamente in grado di porsi come possibile candidata ad ospitarlo. Tra l'altro Jesolo che in qualche modo è abituata soprattutto negli ultimi anni a ospitare grandi eventi anche a caratura internazionale. Assolutamente, al di là dell'Air Show che ripetiamo tutti gli anni con grandissimo successo, al di là degli eventi sulla spiaggia per quanto riguarda DJ Superstar o quant'altro, abbiamo già organizzato dei festival un po' di anni fa tipo il Beach Boom, per cui siamo assolutamente in grado di porre al servizio di questo evento la nostra capacità, il nostro know-how e la capacità di fare anche sinergia tra pubblico e privato. Ecco, invece per quanto riguarda i requisiti richiesti, naturalmente l'ospitalità, quindi la ricettività piuttosto che la vicinanza agli aeroporti? Sì, i requisiti sostanzialmente sono tre: una vicinanza aeroportuale che insomma ci è data sia dal Canova di Treviso che dal Marco Polo di Venezia o per paradosso anche da Ronchi che è qui vicino. C'è richiesta una ricettività per la quale ovviamente non abbiamo nessun problema perché abbiamo tanta e tale scelta sia a livello alberghiero che extra alberghiero e una location adatta a contenere sostanzialmente tutto quello che è l'apparato dell'Eurosong. Ecco, in questo senso può bastare il Palavint, eventualmente Jesolo ha già un piano B? Jesolo ha il piano B e anche il piano C, nel senso che il Pala-Invent potrebbe bastare, bisogna capire adesso dal punto di vista del distanziamento sociale quali saranno le regole di ingaggio, eventualmente possiamo comunque lavorare in sinergia con alcune padiglioni, alcune location nell'entroterra proprio per il respiro che questa città ha sul territorio e come terza carta possiamo proporre, mettere sul piatto una location sicuramente unica che non ha paragoni per quanto riguarda le altre candidate, che è la location del Faro, dove abbiamo avuto già modo di ospitare eventi di dimensioni internazionali con 10-15 mila spettatori.